Bello però, mi piace, no, qua? Avresti mai detto una giornata così? Allora, guarda quello lì è l'ecomostro del Pian dei Risinelli. Orrendo. In grattacielo, Cioè, ma che si è pensato di fare sta brutturia del genere? Non ho capito. davvero. Qui in mezzo alla montagna, un palazzo tipo di qua, sa, 15 piani. Tanto sono appartamenti, non è un hotel. Capito, ma... Fantastici anni 60? Mi sa di sì, l'età, il periodo è quello lì, credo. Guarda, c'è neanche uno in vendita se vuoi. No, grazie. Io non trovo. È impressionante comunque. Eh? Sì, è un ecomostro, definito proprio ecomostro. Cosa ne pensa dell'ecomostro? Guarda. Che tra l'altro col sole anche le terrazze in ombra. Bellissimo proprio, guarda. Una genialata, dice allora. Esatto. Magari dipende dalla stagione. Sta d'inverno. Esatto. No, non c'è nessuno che abita qua d'inverno. Sono solo case, appartamenti, penso, estivi o... Anche perché qua una volta si sciava, ma adesso non si scia Guarda neanche quanti più. vende, sì. Dove? Ah sì, è vero. Abbiamo uno, vabbè. È vero. Perché dice di andare qua. Ma è col tignone. Oggi va bene facile, dai. Una passeggiata, come da te richiestomi. Oggi non avrai di che lamentare. No, quello sì. Certo. Aspetta che filmo ancora un attimo il bellissimo ecomostro. Che bello anche da questa parte. Come imponente. Qui in mezzo alla natura. Guarda come si scrosta. Davvero. Il problema è che qua adesso neanche non si hanno neanche più, non so io cosa. Neanche neve. Esatto. Ma che filmato stupendo. L'ecomostro con dietro la grignetta. Vai, vai, ti raggiungo subito. Parco Valentino, che bel panorama. Dico lì il Coltignone, niente di difficile. Questo qua mi sa di meglio. Bellissimo. Che la giornata da una mano comunque. Ciao Babi! Ciao. Bello qua. Vai Babi, non ti ferma nessuno. Anche se non è proprio difficile questa salita. No? Ah, siamo su una dorsale, vabbè. Sì, ma qua. Direi che di pericoli non ce ne sono, no? Mm? Riesci a leggere cosa c'è scritto su quel cartello lì?
Leggi, Provato a cogliere fiori da non c'è le piante. giusto? Giusto, e anche non buttare immondizie. Esatto. Cosa importante. Allora, i nuovi occhiali servono a qualcosa. Eccola lì, quella colletta lì, quella gobbetta lì della nostra cima. Ma così in alto dove andare? Ma no, è qua. Senza non scivolare. Sì, sì. Dei Barbara qua sembra di essere più sopra il lago, che roba fia. Fantastico. È bellissimo. Visto che bello? Allora sembra proprio ti buttiamo giù di qua, ci tuffiamo nel lago, fia. Sì, come no. Eccolo, ecco, sì sì. Brava, brava. Siamo quasi in vetta, mi sa, Aiuto. Puoi fare la firma se vuoi. Fai la firma? No. Perché? Siamo arrivati alla difficilissima montagna qua. Ah, questa vetta. Troppo facile. Non c'è neanche la croce qua. Devono sprecarsi a farla. Una crocetta, no? La capanna, hai visto? Bella. Non ripara molto per... Oh! Che bello qua. Wow, c'è un panorama assurdo qua, Se vuoi venire giù. Occhio al primo pezzettino però. Wow. Vedi benissimo l'ecco qua. Non vieni? La grignetta. E allora signorina, cosa ne pensa di questa salita? Beh dai, è stato semplice, giusto per iniziare di nuovo a camminare dopo aver fatto quasi un mese di mare, insomma, Esagera, 3 settimane. 19 giorni. Una salita per bambini questa anche, giusto? Sì, non troppo piccoli, ma insomma, diciamo dai 7-8 anni in su. Esatto. Ricordi? Eh? Sì. Era quello delle capre? Barro, Lesigone, hanno fatti tutti. Volevo fare un appunto su questa intervista perché di solito in tutte le vette c'è una croce, in questa croce non c'è neanche una, in questa vetta non c'è neanche una croce, ma neanche a immaginarla, niente, non c'è un segnale, non c'è niente, quindi magari chi si occupa di questo sentiero se ci mette una croce, grazie. Esatto, una crocettina piccolina. Una crocettina piccolina, visto il panorama, insomma sarebbe un peccato non averla. Esatto, esatto, brava Barbara. Che bello qua, Barbara. Fresca, no? Wow.
Sembra un po' di essere in Cina con tutti questi torrioni qua, no? Ma c'è anche una croce in cima a quella torre lì. Eh? Che puoi fare, Barbara? Sì. Mi sembra tanto difficile. Guarda. Forse non aveva soldi per mettere la croce, hanno messo lì solo la culata di cemento, la base di cemento. Bello, no? Un'esultanza barbarecca qua è d'obbligo. Sono saltato giù di qua, sono bombato. Che bella. Schia, sei proprio a strapparmi sul lago, no? Ma che panoramiche ti porto, guarda te che ti lamenti sempre. Anche delle gite turistiche ti lamenti. Ma vuoi mettere grado? Ma è un'altra cosa. Sono due cose diverse. Bello però, guarda anche le montagne qua, che belle. Di qua. Scusa? Bella roba. Ah, no, è bella, dai. Te l'ho detto io. Ma che panorama sulla Grignetta. Guarda. Guarda. Guarda, un giorno faremo anche quella lì, guarda. Guarda quella montagna, sfidala, va a duello. No. Puoi perdere, eh? Guarda che c'è un funghi qua. Funghi? Qua. Ah sì? Ecco, questa è la cima Calode, hai visto, Baba, che non ti ho fatto fare tanta fatica? Ah, si vede anche la cima del Coltignone. Sì, ma le indicazioni dicono 40 minuti, ma non è vero. Bello qua, no? Lei sembra un po' annetti in questo momento, Barbara. Con la montagna... Esatto. La Babi è piena di resinelli. Giusto? Saluta. Giusto? Saluta. Ciao. Pian dei resinelli.